La visita dell'onorevole Berlusconi a Catania comincia con un fuoriprogramma. A bordo di una macchina blindata, Berlusconi arriva poco dopo le 11 nella piazzola dell'aula bunker di Bicocca. Ad aspettarlo ci sono decine di giornalisti, molti quelli televisivi, muniti di arma impropria. Vediamo perché. Io non ho fatto mai affari. No, beh, lavorare comunque attività commerciali, questo sì. Aia! Senza spingere! Scrivio, ma cosa fate? Tenga! Dio santo! Nei denti me l'ha dato! La microfonata maldestra, finita su Striscia la Notizia, è del collega della sede Rai di Catania, Duilio Calarco. Rivediamola al rallenti. C'è o no l'intenzionalità? Ovvio che no. Qualcuno, non so chi, mi ha spinto alle spalle, si giustificherà poi il collega della Rai, ma non dice chi. D'Alema? Fini? Il mistero resta. Alla fine della deposizione, ripresosi dal colpo, Berlusconi assolve l'incolpevole collega. Poi nel pomeriggio pausa di relax tutta gastronomica al ristorante Pagano, che gli ha preparato specialità siciliane.